Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi e vi facciamo vedere i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. Come avete visto anche dallo scorso video ci stiamo organizzando, ci siamo organizzati in questi giorni con la potatura delle nostre actinidie. Quindi stiamo facendo tutti quei lavori invernali affinché le piante possano poi essere messe nelle condizioni di andare a produrre i frutti. Nello scorso video abbiamo parlato principalmente della potatura. Come avete visto, le nostre piante ormai sono potate. Oggi andiamo a fare quelli che sono i lavori, facciamo vedere un po' di come siamo organizzati noi per fare quel lavoro della legatura dei tralci, poi magari possiamo parlare anche della un po' differenza tra i maschi e le femmine di questa pianta. Infatti nei nostri impianti, negli impianti tradizionali, diciamo, sono presenti un 80-90% di piante femminili che sono quelle che poi andranno a produrre in sé il frutto. Qua e là vengono messe un po' a scacchiera dei maschi che hanno la funzione di impollinare. Ovviamente la gestione anche invernale cambia un po' perché ovviamente cambia, diciamo, l'obiettivo per cui sono state piantate nei vari appunto appezzamenti. Ecco, questo è un po' il lavoro finito che abbiamo fatto in alcune file. Adesso vi facciamo vedere un po' come arriviamo ad ottenere questo lavoro. Vedete, con i tralci, con i rami già legati, e in questo caso appunto stiamo parlando di piante femmine che vengono gestite in questo modo. Differenza grande all'occhio subito è questa pianta, che ovviamente sia per volume sia per altre piccole, altri piccoli dettagli, è un maschio, ecco, e anche l'altro, per esempio sull'altro filare, saltando questo filare, queste sono ancora femmine, se vedete anche quest'altro è un maschio, lo si vede sempre un po' per questa struttura. Diciamo che generalmente vengono messe ogni 5-6 piante all'incirca, ecco, un maschio, in modo tale da garantire l'impollinazione con i fiori appunto maschili verso i fiori femminili. Ecco, oltre alla differenza, come avete visto dal volume, dalla dimensione di questa pianta, si riconoscono perché i maschi hanno questi residui floreali che sono appunto la parte rimanente dopo la fioritura di queste piante, a differenza ovviamente della pianta femminile che avrà dei peduncoli che non sono altro che invece dei piccioli che noi abbiamo lasciato al momento degli stacchi durante la raccolta nel periodo di novembre. Ecco, vedete, in questo caso abbiamo il ramo femminile che presenta questi, diciamo, piccioli appunto derivati dagli stacchi, mentre questo è il ramo maschile con i peduncoli. Vedete come sono differenti rispetto tra un maschio e la femmina. Ecco, l'importanza di avere dei maschi, diciamo, in buona salute serve appunto per andare a creare molta chioma, molti fiori che servono attraverso la brezza diciamo primaverile, ecco, servono appunto per fare questa importante impollinazione, altrimenti le femmine dei kiwi non hanno, diciamo, il sistema tra virgolette di autoimpollinazione, un po' come negli uomini, ecco, a differenza ovviamente della vite, dove si riesce, diciamo, a gestire in modo autonomo la stessa pianta, sia, diciamo, la parte floreale sia la parte poi del frutto. Ecco, in questo caso invece ovviamente abbiamo la necessità, ecco, della presenza di alcuni maschi distribuiti all'interno dell'appezzamento. Ecco, come mai in questo periodo noi non andiamo a potare in modo super aggressivo le piante dei maschi? Perché nella femmina noi andiamo a cercare sempre un numero abbastanza, diciamo, standard, ecco, di rami da tenere o da una parte o dall'altra, in modo tale da creare questi archetti e vengono legati i rami, che appunto è il lavoro che stiamo facendo in questi giorni. Nel caso dei maschi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una potatura un po' più blanda, andiamo a riequilibrare un po' i pesi e i contrappesi che hanno le piante in modo tale da evitare ribaltamenti durante la stagione, perché a volte può succedere che possano rovesciarsi le piante, ma soprattutto andiamo a rispettare quelli che sono tutti quei rami un po' più leggeri, un po' più teneri. Perché? Perché ci serve abbondanza diciamo, di quantità di fiori, proprio perché possano andare a impollinare. Poi, una volta finito il periodo di impollinamento, cosa andiamo a fare? Andiamo a dare una ridimensionata a questo volume di materiale, appunto di legno, perché diciamo che avrebbe finito la sua, diciamo, il suo percorso, il suo obiettivo, la pianta, per cui andiamo a tagliarla, andiamo a ridimensionarla un po', in modo tale da evitare appunto che col tempo possa crescere in modo esageratamente, diciamo così, vigoroso. Quindi cerchiamo sempre di creare un equilibrio
piccoli tagli, pochi tagli durante il periodo invernale per andare a riequilibrarla e poi una buona potatura nel periodo quasi estivo. L'obiettivo della legatura delle femmine è un po' questo, cioè quindi questo è il risultato che vorremmo ottenere, quindi un'architettatura diciamo dei rami in modo tale che poi i frutti vengano a svilupparsi, no, in questa zona, in modo tale che noi possiamo fare anche la raccolta in modo agevolato, in modo tale che la pianta sia ordinata. E per fare questa cosa noi generalmente usiamo il nostro manico con un piccolo rampino terminale tipo a mo' di uncino in ferro, il forbicione ed eventualmente il tubetto per andare a fare una legatura di quei tralci, di quei rami un po' più sottili. La presenza di questi ganci di ferro ci consente di andare a fare la legatura in modo rapido, quindi noi non dobbiamo perdere troppo tempo. Come vedete apriamo, chiudiamo e sfruttiamo la presenza di queste gemme un po' più gonfie nella parte un po' terminale del ramo appunto per andare a bloccarlo, e diciamo che la legatura dei rami viene fatta in questo modo da noi. Ecco, diciamo, una volta aver potato i nostri kiwi, aver selezionato un po' quelli che sono i rami, noi andiamo a fare la legatura sempre tenendo conto che durante la potatura abbiamo sempre lasciato qualche ramo in eccesso, perché magari durante la piegatura possiamo andare a rompere, ovviamente perché sono flessibili ma non in modo assoluto, per cui è sempre importante. Quindi abbiamo il forbicione che ci serve per andare a rifilare, eventualmente andare a selezionare qualche ramo in più da tagliare, ecco, e possiamo andare a liberare qualche parte terminale che si è arricciolata e che non siamo riusciti a liberare durante la legatura. E poi ovviamente con il nostro rampino, questo manico ci serve, come vedete, andare a recuperare la punta del nostro tralcio, del nostro ramo, e poi andiamo a piegarlo. Ecco, con un po' di esperienza bisogna fare questo lavoro perché è un po' delicato, bisogna cercare di fare questo archetto, come vedete, dargli questa piegatura senza forzare troppo, altrimenti si rompe, senza però farlo troppo alto, altrimenti i frutti, dato che comunque dalla gemma si sviluppa diciamo un germoglio e fa i kiwi, diciamo i frutti a un 10-15 cm, anche 20 cm di distanza, i frutti sarebbero troppo alti, poi la raccolta diventa un po' poco agile. Quindi cercare sempre di creare un archetto che faccia spingere la pianta, ma allo stesso tempo che non si spezzi il ramo. Quindi ci vuole un po' di attenzione, un po' di esperienza, un po' di equilibrio nel fare questo tipo di lavoro. Diciamo, la presenza di questi ganci è fondamentale secondo noi perché veramente ci fa andare via anche veloce, nonostante questo lavoro sia abbastanza lento perché ovviamente richiede un po' di attenzione, un po' di calcolo, un po' di controllare un po' la situazione. Il fatto che comunque tendiamo a lasciare un po' tanti rami durante la potatura, poi durante la legatura ovviamente dobbiamo andare, come dicevamo, a eliminarne una parte, per cui sicuramente ecco, la potatura per noi è abbastanza veloce, però ecco, la legatura forse tra le due operazioni è quella un po' più lenta. Ecco, poi il periodo perfetto per andare a fare la legatura è probabilmente nelle ore un po' meno fredde, quindi non proprio primissima mattina se sono giornate particolarmente fredde, un po' perché lavoriamo senza guanti per, diciamo, avere un po' più di sensibilità sulle mani, un po' perché i tralci sono un po' meno elastici alla mattina. Vedete, anche in questo caso si è rotto, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo ad accorciarlo un po' e poi vedremo l'anno prossimo come svilupparlo. Ecco, dicevamo, nelle ore un po' più centrali sono un po' più elastici i rami, quindi ci aiutano un po' in fase di piegatura,
e ecco, in questo caso soprattutto ci ha aiutato il fatto che nella scorsa settimana abbia piovuto un giorno in modo intenso e sicuramente ha inumidito l'aria e ha inumidito anche i tralci stessi, i rami stessi, per cui si prestano maggiormente alla legatura. Ci sono stati alcuni inverni che facevamo questo lavoro e c'era veramente temperature molto rigide e molto secco, quindi perfetto per fare le potature, quindi anche pulizia dei tagli, meno rischio di infezioni una volta fatto i tagli. Ecco, però in fase di legatura era un disastro perché andavamo sempre a rompere i tralci, non solo proprio nel momento diretto in cui pieghiamo, ma magari sentivamo che le piante già legate a distanza di qualche metro, a distanza di, non so, 10 minuti, un quarto d'ora che avevano legate, tac, saltava il ramo, proprio perché il ramo era meno elastico e diciamo sopportava meno questa piegatura, per cui beccare le condizioni perfette è sempre un po' difficile. Diciamo che da una parte ci vorrebbe il secco, il freddo secco, per far sì che le potature siano meno, diciamo, pericolose per quanto riguarda la salute delle piante. Dall'altra parte, vedete, in questo caso noi dobbiamo andare a spingere molto sulla curvatura e se non fosse abbastanza umido lì sarebbe sicuramente saltato, per cui sempre un po' di, diciamo così, di equilibrio tra le cose non guasta mai. Poi in fase di piegatura un'altra operazione che andiamo a fare è, vedete, in questo caso abbiamo archettato, poi seguendo lungo tutto il percorso è abbastanza lungo, quindi questo in questo caso è un po' troppo lungo. Cosa andiamo a fare? Andiamo a tagliarlo più o meno a questa altezza, in modo tale che dall'ultima gemma che uscirà, da cui uscirà il nostro nuovo germoglio e andrà a produrre i kiwi, ecco, questi kiwi non siano troppo vicini al suolo, perché magari con il trincia facciamo delle operazioni, non ha senso che dopo tocchino terra, questo è il concetto, per cui cerchiamo un pelino di non andare troppo lunghi. Poi se i tralci, come, non lo so, vabbè, questo forse è lungo, no, questo è già troppo lungo, vedete, in questo caso andiamo a tagliarlo, ecco, però fossero già lunghi, già tagliati a misura, non presentano, ecco, in questo caso per esempio legatura, tac, possiamo anche evitare, volendo, di andare a tagliare l'ultimo ricciolino, nel senso che è lo stesso, ecco. Dopo qualcuno sostiene che il fatto di andare a accorciare comunque il ramo porti un equilibrio alla pianta e quindi stimola meglio le gemme qua a produrre kiwi, quindi questa può essere una cosa. Diciamo che non sempre lo facciamo, sicuramente andiamo a ridurre, andiamo a tagliare quei tralci che sono quei rami che sono troppo lunghi, anche perché meccanicamente, come dicevamo, rischiamo di andare a danneggiare. Ecco, sicuramente queste operazioni sono un po' più lente da fare rispetto alla potatura o alla legatura delle viti, nel senso che la pianta del kiwi, della tinidia, diciamo così, è una pianta veramente vigorosa, veramente molto generosa anche nella parete fogliare, per cui tutta la parte aerea è particolarmente voluminosa, ecco. Per cui questa operazione richiede, forse è l'operazione di gestione della pianta dell'actinidia, ecco, è l'operazione che richiede più tempo durante la stagione. Poi grossi lavori non ce ne sono da fare, se non andare a fare un po' una cernita dei frutti durante il periodo estivo, a giugno sarebbe il top, imposta al legagione, in modo tale da andare a, diciamo, a tirare via una parte di produzione qualora ci fosse troppa abbondanza o la pezzatura magari è troppo piccola, come avevamo fatto vedere in alcuni video, e siamo andati un po' a tirare via una parte di produzione proprio per permettere una buona pezzatura media, diciamo, dell'impianto. Ecco, adesso la femmina qui da questo lato più o meno l'abbiamo legata, adesso bisognerebbe fare l'altra facciata. Noi generalmente ci troviamo bene a lavorare in coppia, in modo tale da riuscire a andare a legare un po' tutti i rami, poi quelli che sono in più ci si parla un po', si dice ti serve, non ti serve, attaccalo, tagli, me lo passi, eccetera, in modo tale da procedere in modo molto veloce o il più veloce possibile. Diciamo che facendo prima una facciata, poi l'altra è un po' più difficile appunto per questo motivo. Poi per far vedere un po' come siamo organizzati, ecco, facciamo così. Se vedete la parte di là dobbiamo ancora andare a legarla e sicuramente abbiamo ancora diversi rami. Qua ci voleva farvi vedere invece il maschio, in questo caso andremo a fargli una leggera potatura adesso, ma
la cosa fondamentale è che non andiamo a legare i rami del maschio. Perché? Perché, come dicevamo, se il maschio ci serve per andare a fare questa diciamo impollinazione delle femmine, abbiamo bisogno che i rami, soprattutto quelli apicali, soprattutto quelli un po' più teneri, che possono muoversi con il vento, non siano legati, proprio per permettere questa, diciamo, dispersione del polline. Mentre le femmine, come dicevamo, è importante che vengano legate. Perché? Perché soprattutto gli diamo un po' un ordine all'impianto, e soprattutto in fase di raccolta abbiamo i kiwi che abbiano un senso logico, ecco, per andare appunto a raccoglierli e siano accessibili e non siano in modo, diciamo, organizzati in modo disordinato. Oltretutto, appunto, facendo questa architettatura, un po' come succede nella vite, ecco, la pianta si sente un po' anche in una situazione un po' di stress, un po' di sforzo, quindi ha bisogno di andare a cercare nuove energie, riesce insomma a fare una buona produzione. Ovviamente, come tutte le potature, dicevamo prima anche delle condizioni climatiche, ecco, sono importanti da fare nel periodo perfetto. Ovviamente noi nei kiwi abbiamo, diciamo, un piccolo pezzamento, abbiamo circa 5.000 metri, per cui in circa una settimana riusciamo a fare la potatura e la legatura, la trinciatura della ramaglia, quindi riusciamo a, diciamo, a entrare nell'appezzamento, e in una settimana scarsa andiamo a fare il lavoro completo, quindi iniziamo e finiamo il lavoro. Quindi abbiamo, diciamo così, il lusso di andare a poter scegliere quella settimana che ci sembra, in base un po' alle previsioni meteo, sia la più idonea, diciamo generalmente a cavallo da fine gennaio fino a metà febbraio, fine febbraio. Ecco, noi cerchiamo in questa finestra di vedere un po' in base alle previsioni meteo qual è la settimana che si prospetta fresca, non piovosa ovviamente, e che possa quindi far sì che le potature vengano in modo perfetto. Ecco, avete visto un po' come ci siamo organizzati. Ovviamente potete andare a riprendere qualche video dell'anno scorso dove magari abbiamo parlato anche un po' più in generale, ecco, di questo lavoro. Quest'oggi abbiamo voluto anche farvi vedere un po' meglio, diciamo, le differenze maschi e femmine, anche la gestione proprio durante il periodo della potatura / legatura, un po' di quelli che sono i concetti, ecco, sotto cui cerchiamo, ecco, insomma, di sottostare per far sì che la produzione avvenga nel modo migliore possibile. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, speriamo che vi sia piaciuto. Scriveteci nei commenti voi come siete organizzati, ovviamente, se avete questo tipo di coltura nella vostra azienda, e ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata